E questo sera pieno di allegria comincia con su balla a salutare e questa gente vola incantare con questo verso della terra mia. Devono ringraziare Boscheria che ho imparato di manifestare e uno si in mano a cantare a cantando scompaghe armonia. Dindi digidi dindi digidi dera, dindi digidi dindi digidi dera, dindi digidi dindi da, dindi digidi dindi digidi dera dera, dindi digidi dindi digidi dera, dindi digidi dindi da. Ballate con tu ballito, che fa che coro contento, che fa che coro contento, che a noi il suo divertimento, che nel suo divertimento si intende con organito, din digiri din din de, din digiri din digiri dera, din digiri din din de, din digiri din din dera, din digiri din digiri dera, din digiri din din da, hey!
rosado, ecco sto ballo verdeo, ecco sto ballo verdeo, ecco sto ballo verdeo. Ove otro consumeo, va que eso va sudorrado, va que eso va sudorrado, din digiri din din de, din digiri din din de da, din digiri din din de, din digiri din digiri da, din digiri din digiri da, din digiri din din da, din digiri din digiri da, din digiri din din da. E questo è il progetto Ballos, anzi solamente qualche traccia del progetto Ballos. Direttore musicale, ce li vuoi presentare tutti quanti? Ok, volentieri questa novità nell'innovazione della musica sarda, quindi il tenore Nicola Micheli da Santo Lussurgiu, Giuseppe Marras da Santo Lussurgiu, Nicola Spiga da Santo Lussurgiu. Troppo sarebbe, dai. Il costume di Nughedo Santa Vittoria, almeno una rappresentanza, quindi Nicola Spiga da Nughedo Santa Vittoria, Stefano Cara, polistrumentista, molto bravo, da Quartu, da Nughedo Santa Vittoria, Costantino Crobu, le bellissime voci, da Oliena, Noemi Olivieri, se lo merita, un grande applauso, molto brava, il nostro signolo da Santo Lussurgiu, Francesco Fais, le nostre belle ragazze da Nughedo Santa Vittoria, il nostro bellissimo costume, Maria e Alessandra. Da parte mia. Giacomo Crovu, un applauso, spero che sia stato di vostro gradimento. Ci tenevo a dire che comunque Ballos dà una parte dell'innovazione della musica sarda che ha bisogno sicuramente di cambiamenti, però senza trascurare quello che è tradizione, tant'è vero che nel nostro spettacolo abbiamo un ampio spazio che dedica alla tradizione pura. Tre organetti, Nicola che suona lo stesso, Costantino e Stefano. Ci addentriamo così nella parte veramente strumentale e quello che riguarda la tradizione. Quindi va a lasciare a perdere queste cose